Le mie giornate si svolgono principalmente a pulire il cane, le merde, il piscio che lascia fuori, a lavare le cose. Adesso per l'ennesima volta c'è la moquette impregnata di piscio e piove. Proviamo a vedere se ci sta in una pulitura a secco, che è l'asciugatrice. Proviamo a vedere e a pagare le tasse. Ecco, queste sono le mie giornate della serie. Cosa fai durante le giornate? Pulisco lo sporco del cane e pago le tasse, con quell'enorme senso di frustrazione perché non riesco a lavorare, non ho mai il tempo per lavorare. Adesso ho dovuto smontare tutto, togli gli oscuranti, prendi, vai in mona, trova una pulitura a secco e anzi quasi quasi mi pare che l'avevo fatto con un vecchio cane. Prendo dei pannoloni da bambino e gli faccio il buco per la coda, così avevo fatto. Sì, capisco più o meno dalla coda, sì, me lo ricordo, era la Rice mi pare. Ah, so che poi non interesserà a nessuno, ma ho trovato proprio un ragno violino nel vetro fuori, non dentro al camper, fuori. E volevo leccarlo per essere un po' politicamente corretto e non avere gli animalisti contro. Dopo però niente, così sovrappensiero ho seguito il mio istinto e l'ho ammazzato. Vabbè, guarda se ti posso regalare un trucchetto, visto che l'ho appena acquisito da myself, da solo. Sto come sofferani stamattina. Parlo foresto anche se sono in Italia. E il fatto che io oggi sono veramente frustratissimo, già la pancia era baltata perché non riesco a lavorare e ne ho da fare, porca miseria, veramente ringraziando qualche buddhità o qualche divinità ne ho da fare. E ho detto vabbè, cosa stiamo qua tanto a assassinarci lo stomaco e il cervello, mettiamoci il cuore in pace. Oggi non si lavora perché non è possibile lavorare, così vado a fare la spesa, vado a prendere i pannolini al cane, vado a lavare al coso che ci vuole un'ora e mezza tra lavaggio e asciugatura, cioè un'ora e mezza di vita buttata via per lavare un tabettino, porca miseria. E lavo il cane che puzza come non so cosa, perché sembra che si piscia e si caga addosso. O meglio, quando è da Alessia, cioè lei piscia, caga, poi si rabalta, cade sopra le cacche, quindi è sempre spalmata di escrementi. Ecco, questa è la vera van life di vivere con un cane dentro un camper. Microbi e batteri, che non te dico, sempre il cataretto giallo che è simbolo di infezioni batteriche. Intanto magari gli animalisti non lo sanno, ma il cane, la bocca del cane, ossia i sputacci che lascia sto cane, le scrollate, le bave che arrivano in giro, eccetera, sono una delle fonti più ricche di cariche batteriche, perché dicono lo smartphone, i corrimani della metropolitana, eccetera. Sì, parla con un veterinario serio e chiedigli cosa c'è nella bocca del cane. Ho detto un veterinario serio, no? Io ovviamente come sempre sopporto con tutto il cuore e la passione che ho, perché è il mio cane, la mia compagna di vita, che discorsi. Però ripeto, da persona intelligente non posso nascondere la verità, cioè proprio è immorale per me, quindi mi sono obbligato, mi sento in dovere, ecco, nei miei confronti prima di tutto e poi anche nei confronti degli altri, nel caso in cui qualcuno decida di vivere con un cane dentro una microscatola che è il camper, di raccontare le cose come stanno. Tieni anche conto, poi ne abbiamo già parlato, ci sono infinite varianti, cioè ci può essere il cagnolino pulito, educato, che non ti dà proprio alcun tipo di pensiero, alcun tipo di sporcizia, ovvio, come che c'è l'esatto opposto, che è quello che ho io, insomma, il cane che sbava, sputa, starnuta ovunque, piscia, caga, hai capito? E manco la puoi lasciare libera che vada a sporcare, perché sia da giovane che da vecchia ti andava sotto le macchine, e da giovane anche ti ammazzava qualche cane e qualche gatto. Povero CP, cara, ma che le voglio un bene dell'anima, però è il solito discorso. Lei ha 16 anni, se ne vive altri 20, ma io sono felicissimo. Beh sì, a parte le pisciate, le cagate, la puzza e i batteri, sì, esatto, sbadiglia, lascia un po' di ambipur merda in giro nell'aria. Però basta cani, basta, ma proprio animali in generale, cioè miei intendo, dopo che la Alessia porta ogni tanto quel gatto è un altro discorso, però manco un criceto, cioè non è vita, ragazzi, cioè è vita se hai una casa o appunto hai un animale autosufficiente, cioè relativamente autosufficiente. Cioè io quando avevo il giardino avevo un sacco di cani, non c'era il minimo problema, il giardino enorme, i cani giocavano, avevano sempre da mangiare, da bere, e li portavo anche in giro, ma li portavi in giro quando avevi voglia di portarli in giro, non quando c'è il vento a scavazza e la pioggia e tu sei obbligato a mollare tutto e
e andare fuori a portare il cane, capito? Sono cose diverse, pensaci bene, ma il pensaci bene è riferito anche se è un appartamento, perché avere un appartamento senza giardino e avere un camper, scusa, ma è la stessa roba. Ecco qua, allora, speriamo siamo giusti, dai 7 ai 18 kg, credo provenga da là che è tutto bombo di piscio, c'è questo odore proprio acre, ma a livelli esageratissimi. Adesso ho avuto un'idea, prima di andare alla lavanderia Gettoni, mi fermo a un autolavaggio e chiedo... Oggi ho un M4 in assistenza. Aspetta, perché mi stanno chiamando le solite truffe praticamente. Questi, dove ho messo la GoPro? Questi, è vero, dove ho messo la GoPro? Questi hanno praticamente tirato fuori la storia che quando acquisti su Amazon eccetera accumuli dei crediti in Bitcoin, che ce li ho in... ma io volevo registrare, che ce li ho in questo conto bloccato, loro mi danno una mano a sbloccarlo, pensate che carini, però per farlo c'è bisogno di un computer o di un telefono per andare su internet. Io gli ho detto che non ce l'ho né il computer né il telefono, e mi fa: quando posso richiamarla? Boh, richiamami, cazzo non trovo GoPro, richiamami fra 2 minuti, cioè della serie non so perché te gada richiamarmi, noi che mi si materializza Borazza, noi che mi si materializza il computer. Comunque dai, seccato a GoPro, adesso vediamo, perché mi piace ste truffe qua, sono molto interessanti. Da una parte mi dispiace perché penso sempre che sia pariti quanti chi che casca a ste robe perdono tanti soldini, ma da che altra magari anche un aiuto per farti vedere a tutti che schifo che c'è in giro per il mondo e pertanto comportarsi di conseguenza. Non so perché gozzate il 3P che tanto vuoi registrare con GoPro. Eccoli qua, niente, non ho trovato GoPro, registro qua Sony. Pronto? Signor Yuri? Mi dica. Sono Elisa, può navigare adesso? No, ci vuole un computer, mi hai detto. Sì, però mi ha detto mi chiami tra 2 minuti, pensavo magari ha trovato qualcosa. Perché mi ha detto mi chiami tra 2 minuti? Mi hai chiesto tu quando posso richiamarti, io ti ho detto anche tra 2 minuti. Però se non ce l'ha un computer oppure un telefono per navigare è inutile che la richiamo. Usa il tuo computer. Signor Yuri, non stiamo scherzando qua. Neanche qua, perché dici non stiamo scherzando? Allora, si tratta del suo capitale, dei suoi soldi, le vuole recuperare sì o no? Io non ho tempo da perdere con queste stronzate, ok? Ascolta, brutta scusa, non sono riuscito a stare al gioco, che chi mi conosce sa che ho un caratterino un po' particolare, quindi proprio non riesco, questo fin da bambino. Mi dai una schiaffetta, ti tiro dietro la cattedra, purtroppo è uno dei miei difetti. Vabbè, io adesso posso tornare al mio lavoro, che è quello che non truffa nessuno e fa arrivare dei soldi veri ed onesti. Dio Veneto, che forte l'arrottino, praticamente mi ero fatto duplicare la chiave del GPL e non funzionava, allora adesso me l'ha sistemata. Ok, e alla fine mi fa, questa volta va ben così, vedi Tidio, e roba amati Dio. Ho utilizzato, aspetta che mi metto sul cavalletto dei discorsi, esatto, vado a fare un discorso metto il cavalletto, tac, eccola. No, niente di importante, niente di serio, volevo solo dire che ho calcolato con ChatGPT, che è un'intelligenza artificiale, intelligenza programmata però quanto mi viene a costare tenere il generatore acceso 4 ore, ossia ricaricarmi quasi le 400 ampere litio, sì, perché in un'ora carico l'80%
di 100 ampere, quindi carico 80 ampere, 80 ampere in un'ora, ok, vabbè. Comunque 8, 16, 24, 32 per caricare 320 ampere, consumo da un minimo di 1,40 a un massimo di 2,80 euro, perché cambiano i consumi in base al carico che ha, quindi teniamo buoni 2,80 anche 3 euro che ha il carico quello massimo, diciamo, ecco, visto che è un alimentatore da 80 ampere, quindi lui carica 80 ampere, in più mi fa funzionare il computer e tutte le cosine, capito? Il calcolo è stato fatto con il prezzo di 0,70 al litro, perché d'inverno costa di più, perché il gas si, diciamo, comprime, è meno voluminoso e quindi giustamente standocene di più costa di più, ok? D'inverno aumenta sempre, d'estate poi cala. Uno anche valuta, perché dice: ma se devo lavorare senza visitare nulla, mi conviene star fermo o mi conviene andare in un'area camper? Hai capito? Perché il litio è quello che vuoi, ma stiamo parlando di un consumo di 12 ampere ora, quindi fai 12 ampere per, metti anche 16 ore di lavoro al giorno, dopo dipende, molte ne faccio 0, io tendo sempre a non fare le 8 ore, tipo oggi non ho lavorato niente praticamente, e poi mi rifaccio, mi sono già rifatto in passato, insomma, ecco, perché le 8 ore le vedo, almeno per me che posso gestire questa cosa, una schiavitù, quindi preferisco lavorare le 16 e poi le 0 o le 2. Il CP col pannolone, stiamo facendo le prove di ICP, sì, per quando andiamo a fare i giri, ma restiamo via qualche oretta in più, come si fa? Sì, ecco qua, sì, com'è andata col pannolino di Amy, se l'è usato come cuscino, se l'è tolto, se l'ha messo come cuscino. Tanto il gatto orbo, ma va in giro uno coi fari, guarda che mestieri, dove va tu la Tiffany? Guarda che lavori. Cioè, devo fare. Alessia che scherza, ma se è vero. Cioè, sta facendo la mappatura come i robot aspirapolvere, no? Cioè, i tacchigna dappertutto, come i robot, e ogni centimetro che fanno, che dà un feedback positivo, no? Questo a livello software, viene tracciato, ossia viene registrato il perimetro, e quindi creata la mappa. CP, no, ho detto mappa, non ho detto pappa. Dimmi, cane, sei un po' in tilt, cara. Sente, perché si sta raffreddando. Le ho preso le polpette di pollo, no? E le polpette, gli hamburger di pollo, perché era in offerta e costa meno delle scatolette, quindi ho detto, cioè, è cibo da umani, ma non è che è salato, speziato, hai capito? È tutto da condire, quindi ho detto, vai in figa, Dio caro, perché guardare scatolette, no? Come il discorso del shampoo per femmina, uomo, roba per capelli, per corpo, eccetera. Cioè, mica una saponetta faccio tutto, Dio caro, me lavo mica, il cane e anche il camper e a moto, Dio caro. E il compagno è gli hamburger del poastro, e tu il spighe, vabbè, guarda. Che misteri, guarda, che lavori, è qua di andare via di testa. Tosati, a parte il problema che si disconnette spesso, non so se è un problema dell'iPhone o di questi dispositivi, parlo al plurale perché ho sentito anche lo zio e altri che gli si sconnette ogni tanto e poi si ricollega. È brutto quando stai sta roba, magari sei nel momento clou in mezzo al traffico che devi scegliere se girare a destra o a sinistra, hai capito? Comunque niente, vedi il destino, volevo parlare bene di questi a toto, adesso ci sta mettendo tanto tempo a connettersi, ecco qua non si connette, quindi basta, hai già capito tutto, ritiro tutto quello che avrei voluto dire. Ah, forse quando no, deve essere il telefono, apro la telecamera mi si sminchia, quindi credo sia un discorso di iPhone, lo correggeranno. E sto CP con il suo gatto sta, dove è il gatto del CP? Si mimetizza se quello dei portieri, non ti vedi, ti sia corpa e mi puoi attaccare, amore mio, sì, sei tanto stanca adesso, gioia mia bella. Ucciu Gary, ucciu, ha paura, ancora un po' sustica, e lei con il gatto non ha problemi, il gatto ha ancora un po' di pauretta, eccola, brava. Sì, è la Amy, dai un bacino alla Amy. Ti fa niente, brava, vai, eccola, sì. Oh, bene, così si abituano, dormono anche assieme magari, ecco, dagli il bacino, bravo. E la stanno usando, vede che non succede niente, boh, che mi muovo lentamente, ecco qua, così si abituano. Il CP ogni tanto, che niente, si incastra là, perde la via, CP. A seguire il Cristo, guarda, che ti indica e ti giudica la via, e ti dice andare da.
non segue gli insegnamenti del Cristo, o perlomeno indicazioni stradali. Non è la verità, che più la dici mai. È l'illusione mia che è vera e che scorre fiera tra le dita della vita, passa il suono e belle immagini di noi, meravigliosa confusione tra i dialoghi e le pose, e ogni peso appassionato è un soffio, ma non la verità, che è sempre un'altra storia, ma non lei che tra i baci miei è d'amore